Calabria vorrebbe ospitare chi scappa dalla guerra nei nostri borghi. Il presidente Occhiuto ha fatto sapere di aver avanzato la richiesta alla Commissione europea. Il comune di Chiaravalle ha già reperito e messo a disposizione i primi 90 posti letto pronti per accogliere chi scappa dalla guerra. Chiesti 2 ergastoli per i presunti esecutori materiali dell'omicidio di Matteo Vinci, ucciso a Limbadi da un'autobomba. Aumentano i prezzi di prima necessità dovuti al caro energia e alla guerra, la frutta e la verdura a risentirne di più, calano anche i clienti. Nasce il nuovo Dipartimento Turismo, Marketing e Sostenibilità Ambientale. La Calabria ospiterà per la prima volta gli stati generali del settore a fine marzo. Domani torna in campo la Serie B, gare in contemporanea alle 18:30 per Cosenza, Regina e Crotone, 2 delle 3 in trasferta. Buonasera da Anna Franchino e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, in apertura parliamo dell'accoglienza perché la Calabria, lo ha ribadito anche il presidente della regione Roberto Occhiuto, ha aperto alla possibilità di ospitare i profughi ucraini. Alcuni comuni hanno già manifestato la volontà di ricevere famiglie e bambini. I piccoli borghi spopolati potrebbero accogliere chi scappa dalla guerra. Le ombre del conflitto si allungano su tutto il mondo occidentale e la Calabria non può voltarsi dall'altra parte. È il presidente della regione Roberto Occhiuto a parlare con i giornalisti e prospettare questa possibilità. Stiamo tentando di mettere in campo anche delle misure finanziate con i fondi comunitari per accogliere i profughi ucraini nei borghi calabresi. Oggi avrò una riunione col dirigente della programmazione, al quale già qualche giorno fa io ho chiesto di valutare questa possibilità. Abbiamo fatto un quesito alla Commissione europea. Sarebbe bello che la Calabria, che è sempre stata terra di accoglienza, lo diventasse anche per quelli che scappano dalla guerra e mettesse a disposizione qualche suo borgo spopolato per ritornare alla vita, ma restituendo anche la speranza a quelli che purtroppo la speranza la stanno vedendo distrutta dalle macerie della guerra. Ci sono dei comuni che hanno manifestato la volontà di voler ospitare i profughi ucraini? Ci sono alcuni comuni che hanno manifestato questa disponibilità, ma prima di comunicare questa misura voglio essere sicuro che questa misura sia realizzabile, per cui oggi faremo questa verifica. Se questa misura è realizzabile, se si possono dare degli incentivi ai piccoli comuni per accogliere profughi dall'Ucraina, allora informeremo tutti i comuni che hanno borghi che si stanno spopolando di questa possibilità per verificare quanti di loro vogliono utilizzarla. E a proposito di questa possibilità, a Chiaravalle Centrale sono stati già reperiti i primi 90 posti letto per accogliere appunto i profughi di guerra in fuga dall'Ucraina. Le famiglie saranno ospitate in strutture pubbliche ma anche in appartamenti ed edifici privati messi a disposizione dai cittadini. Tanti cittadini di Chiaravalle Centrale che hanno aperto le porte alla solidarietà. L'amministrazione comunale infatti si è messa subito in moto per accogliere i profughi di guerra in fuga dall'Ucraina. Non potevamo rimanere insensibili a questa grande tragedia che purtroppo si sta vivendo oggi nella nostra Europa. E in poche ore sono stati già reperiti i primi posti letto. Noi abbiamo praticamente 5 o 6 appartamenti già disponibili per chi ne dovesse fare richiesta. Poi tramite la prefettura, poiché Chiaravalle negli anni passati è stata anche sede di CAS, quindi 60 posti letto che sono ancora disponibili, e quindi la prefettura nel momento in cui deve allargare le disponibilità per l'accoglienza sa che su Chiaravalle può contare anche su questa struttura, quindi possiamo essere già nelle condizioni eventuali di poter avere una
80-90 posti letto di accoglienza. Consideriamo poi che abbiamo anche delle strutture comunali, un'ex sede di tribunale, qualche scuola dismessa, che possono essere anche queste utilizzate e messe a disposizione. Il primo cittadino in contatto sia con la numerosa comunità di immigrati ucraini presente nel comprensorio delle Preserre, sia con gli uffici della prefettura di Catanzaro, programmata un'accoglienza per step. Tutto organizzato, e devo dire anche tante figure specialistiche, tanti medici, sociologi, psicologi e ragazze ucraine che sono qui da noi nella nostra zona, che si stanno dando già anche loro disponibili come interpreti, perché anche questo è importante. Le scuole che già sono pronte ad aprire le loro scuole per l'accoglienza dei bimbi, perché la maggior parte purtroppo sono proprio donne e bambini che stanno lasciando la loro terra, quindi venire qui ed essere accolti nelle nostre scuole. E anche il Paradiso dei Poveri, l'associazione fondata da padre Fedele Bisceglia, si sta mobilitando proprio per aiutare il popolo ucraino in guerra. È partita una raccolta di cibo, medicine e vestiario che è stata realizzata in collaborazione anche con altre associazioni del Cosentino. Si moltiplicano le raccolte di cibo, medicine e vestiario a favore della popolazione ucraina. Si mobilita anche il Paradiso dei Poveri, l'associazione fondata da padre Fedele Bisceglia. Noi siamo già sul campo e lavoriamo. Sono nostri fratelli, sono in guerra. Un fratello che ammazza un altro fratello. Non è possibile. E allora noi veniamo incontro, già la nostra associazione è in attività. Noi raccogliamo indumenti, coperte tipo plaid, calzettoni, giubbotti pesanti, scarponi, quindi è inutile che mandano scarpe con i tacchi perché è successo, alimenti di prima necessità, di lunga conservazione, alimenti per l'infanzia, pannolini, igiene, quindi saponi, disinfettanti, assorbenti, le cose importanti che ognuno di noi può avere in casa oppure che cerca di recuperarle. È importante perché lì non hanno nulla. Nei campi profughi sono arrivati senza nulla e sta nevicando, perché noi abbiamo contattato in Moldavia e in pratica non c'è niente e c'è solo neve e fame. Raccogliamo la roba, partirà da qua con il signor Rua che si è volontariamente messo a disposizione di padre Fedele e andrà a Bergamo. A Bergamo ci sarà il carico su dei furgoncini che arriveranno in Moldavia, perché c'è un ucraino che sta facendo da spola, ma non in territorio ucraino, perché è inutile che si fanno gli annunci che si manda la roba in Ucraina e si entra in Ucraina, perché non è possibile. Noi ci possiamo spingere fino in territorio moldavo fin quando c'è la sicurezza. Sono diverse le associazioni che hanno fatto rete per la raccolta, con vari punti a cui rivolgersi, in particolare il Paradiso dei Poveri al Timpone degli Ulivi e il Moci in via Popiglia a Cosenza. Cambiamo argomento, parliamo di cronaca, perché soprattutto quella giudiziaria, perché sono stati chiesti 2 ergastoli per i presunti esecutori materiali dell'omicidio di Matteo Vinci, ucciso a Limbadi da un'autobomba. Carcere a vita è la richiesta avanzata dal pubblico ministero della DDA di Catanzaro Andrea Mancuso nel corso del processo con rito abbreviato che si sta svolgendo davanti al GUP distrettuale Matteo Ferrante nei confronti di Filippo De Marco e Antonio Criniti, accusati di essere stati gli esecutori materiali dell'omicidio del biologo Matteo Vinci, ucciso nell'aprile del 2018 a Limbadi nel Vibonese con una bomba collocata sotto la sua automobile sulla quale viaggiava insieme al padre Francesco, rimasto ferito in modo grave. I 2 imputati, secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri del comando provinciale di Vibo, si sarebbero offerti di mettere in atto l'attentato confezionando e collocando l'ordigno sotto l'automobile utilizzata dal biologo e poi avrebbero fatto esplodere la bomba con un comando a distanza per saldare un debito che avevano con la Cosca Mancuso per una partita di droga non pagata. Dalle indagini infatti è emerso che l'attentato sarebbe stato messo in atto dai Mancuso per vendicarsi del fatto che la famiglia Vinci
non aveva voluto cedere un terreno contiguo ad un altro già di loro proprietà. Il PM ha chiesto inoltre la condanna a 20 anni per Vito Barbara, di 32 anni, presunto promotore di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Barbara è il genero di Rosaria Mancuso, già condannata all'ergastolo insieme allo stesso, quali presunti mandanti dell'attentato in cui fu ucciso appunto Matteo Vinci. Il processo è stato aggiornato al 4 maggio prossimo, quando avranno inizio le arringhe della difesa. Nel processo si sono costituiti parti civili, il padre e la madre di Matteo Vinci. Un incidente stradale ha visto coinvolto il presidente del Consiglio Comunale di Vibo, Rino Putrino, di Forza Italia, che è rimasto ferito in maniera non grave proprio in un incidente che è accaduto mentre percorreva alla guida della propria automobile la statale 280 dei Due Mari. L'uomo, secondo quanto emerso dagli accertamenti della polizia stradale che è giunta sul posto, ha perso il controllo della vettura all'altezza proprio del bivio di Settingiano a causa di un animale di taglia media, un cinghiale o un cane, che ha improvvisamente attraversato la sede stradale. La vettura, dopo alcuni testacoda, è finita contro la barriera spartitraffico. Ovviamente sul posto, come dicevamo, è intervenuta la polizia stradale e anche il personale del 118, che ha prestato le prime cure a Putrino, trasferendolo poi nell'ospedale di Catanzaro. E parliamo di Covid, perché c'è stata ancora un'impennata di contagi in Calabria nelle ultime 24 ore, oltre 2000 i nuovi positivi, il tasso di positività appunto passa al 17%, calano i ricoveri, ma ancora alto il numero delle vittime. Resta alto il numero di positivi nelle ultime 24 ore in Calabria, sono 2.292 su 13.072 tamponi eseguiti. I casi di oggi sono così suddivisi: 500 a Cosenza, 203 a Catanzaro, 263 a Crotone, 274 a Vibo Valentia e 1.046 a Reggio Calabria, 6 altra regione o stato estero. Diminuiscono di 10 unità i ricoveri nei reparti, con il totale che si assesta a 284, uno in meno invece in terapia intensiva, con il totale che arriva a 17. Oggi altre 9 vittime, 3 nel Cosentino, una nel Catanzarese, una nel Crotonese, 3 nel Reggino e una nel Vibonese, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia nella nostra regione a 2100. E nasce il nuovo Dipartimento Turismo, Marketing Territoriale e anche Mobilità. L'obiettivo è stato spiegato nel corso di una conferenza stampa che si è svolta nella Sala Verde della Regione Calabria, e promuovere appunto la nostra regione. Eccolo il logo, il fiore che parlerà della Calabria nel mondo. Stamattina nella Sala Verde della Giunta regionale è presentato il nuovo Dipartimento Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità. Per la prima volta è stato annunciato nel corso dell'incontro, gli stati generali del turismo si terranno in Calabria, stakeholder entro fine marzo arriveranno nella nostra regione. In questi anni, è stato evidenziato, è mancata la progettazione nel settore, pertanto la parola d'ordine del nuovo corso sarà programmare e creare distretti turistici sul modello di Tropea. Ma quali sono i marcatori identitari su cui punta la regione? Lato enogastronomia, il bergamotto è unico, Gioacchino da Fiore è unico, Telesio, quindi il lato cultura. Abbiamo delle cose che uno può vedere soltanto in Calabria. Queste cose vanno costruite come destinazione turistica. Se si pensa esempio agli elefanti di Campana, che hanno centinaia di anni di storia, e vanno organizzati, perché voglio dire, lì non c'è un cartello, non c'è un'organizzazione turistica. Noi dobbiamo avere la capacità di mettere a fuoco i punti di forza e mettere in secondo piano i punti di debolezza. Ecco, tutto un territorio organizzato. In questi anni i numeri ci dicono che è mancato l'organizzazione in consorzi. C'è una sola destinazione turistica matura, organizzata, internazionalizzata, che è Tropea. Allora, prendendo ad esempio quel modello, noi crediamo che la montagna, i borghi, il mare e tutta la linea dei marcatori identitari distintivi possano essere una grande novità. Parliamo del rincaro invece adesso dei generi alimentari di prima necessità, che preoccupa soprattutto la popolazione, ma anche gli stessi commercianti, che hanno registrato un drastico calo del numero dei clienti, anche fino al 50%. Oggi abbiamo fatto visita proprio ad alcuni negozi che si occupano di frutta e verdura.
Alla crisi per la pandemia si è accoppiata anche la paura della guerra. Come sta andando? Ecco, la gente viene ad acquistare, c'è qualche problema? È un po' lento la situazione, ci sono molte persone che camminano, prima c'era più movimento, invece magari le persone si lamentano del prezzo, delle cose che vanno care, quindi non escono le persone rispetto a prima, c'è proprio poco movimento. Ecco, quali sono i prodotti che sono aumentati di più? I prodotti che vengono da fuori, i prodotti che vengono magari dalla Sicilia, prodotti non di stagione tipo melanzane, zucchine, pomodori, i prodotti più di stagione come la verdura, che sono produzione pure nostra. Il prezzo un po' si mantiene medio-basso, però i prodotti che non sono di stagione sono rincarati tanto. In totale di quanto è diminuito, ecco, l'afflusso delle persone? Un 50% diciamo è diminuito rispetto all'anno scorso pure. Facendo un resoconto è diminuito un bel po', la metà diciamo è diminuita, sì. Avevamo la crisi per la pandemia, poi è arrivata pure la guerra, ma come stanno andando le vendite? Le vendite sono bassissime, di questo periodo sono proprio basse. Di quanto sono diminuite? 50-60% sono diminuite. Ah, addirittura? Sì, c'erano parecchio di meno. Poi i prezzi sono aumentati, ma la gente non ce la fa ad arrivare a fine mese. Infatti tutte le spese sono aumentate tra luce, gas e roba del genere, la gente ormai non era più a fine mese. Si lamenta chi vende, si lamentano anche gli acquirenti. I prezzi sono andati alle stelle, non si capisce più niente, proprio zero. Siamo in Italia, se una cosa deve partire, come si dice, con gli aumenti che ci sono, la guerra in corso, hanno portato fino alle stelle tutti. Quali sono i prodotti che sono aumentati di più secondo lei? La frutta, il pane, la pasta, l'olio, tutto è aumentato. Parliamo invece adesso di agricoltura, perché a Catanzaro è stato presentato un progetto di donne in campo e anche della CIA Calabria per migliorare la competitività del settore agrumicolo. Si punta sull'innovazione. Migliorare la competitività di un comparto strategico per il settore agricolo della Calabria, quello agrumicolo, è l'obiettivo del progetto presentato a Catanzaro nel corso dell'incontro organizzato da Donne in Campo e CIA Calabria. Riteniamo che la Calabria, seconda solo alla Sicilia per produzioni agrumicole, debba investire molto in ricerca, perché i problemi che attanagliano ogni giorno chi si occupa di agrumicoltura sono veramente tanti. Aver messo insieme diversi partner privati e pubblici, abbiamo messo insieme il meglio della ricerca italiana nell'ambito agrumicolo, sicuramente riteniamo di aver costituito un gruppo di lavoro interessante. Nell'agrumicoltura calabrese uno dei principali problemi è la concentrazione delle produzioni in pochi mesi dell'anno, che spesso determina un surplus sul mercato di alcuni prodotti. È necessario quindi ampliare il calendario di maturazione e commercializzazione. Puntiamo molto sulla ricerca, sulla collaborazione con università e CNR e tutto il partner che fa parte del progetto, per poter dare un input migliore ai nostri agricoltori. Un'agricoltura competitiva, è stato sottolineato, deve necessariamente confrontarsi con le nuove sfide globali. Noi vogliamo puntare molto sulla innovazione, e questo progetto, che peraltro riguarda uno dei settori più importanti della nostra agricoltura, il settore agrumicolo, per fare in modo che ci siano varietà che è in grado di resistere alle nuove virosi che colpiscono le piante. Credo che sia una azione meritoria, per cui plauso alla CIA, ma anche, devo dire, al Dipartimento dell'Assessorato all'Agricoltura, che sta puntando molto sull'innovazione, con un futuro scorrimento anche di queste graduatorie. Parliamo di calcio adesso, in particolare della Serie B, perché domani si torna in campo. 2 delle 3 squadre calabresi giocheranno in trasferta, tutte in contemporanea alle 18:30. È trascorso oltre un anno dalla vittoria in trasferta. Il Cosenza allo Stirpe proverà a riempire anche questa casella di risultati e lo farà contro un Frosinone a corrente alternata. Mister Grosso spera di rimettersi in corsa dopo lo scivolone di Cittadella. I rossoblù sono reduci dal successo in rimonta con l'Alessandria e cercheranno con la grinta di strappar via punti pesanti da questa trasferta.
Oggi è toccato al centrocampista congolò parlare alla stampa per raccontare le impressioni dall'arrivo in Calabria. And it is quite very tough because in the month February we played like 6 games already. So yeah, it's quite tough physically because I haven't been used to it. But it's getting better for me, so start getting more improvement. Non sarà facile per il Crotone dopo il KO ad Ascoli avere la meglio sul Pisa, sconfitto domenica di misura al Granillo dalla Regina. La squadra di Modesto in ritiro in Toscana ha 12 match point per cercare di centrare la salvezza passando almeno dai play-out. Noi dobbiamo credere sempre nella salvezza perché le partite ci sono 12 gare, devono essere 12 gare importanti per noi, per il nostro proseguo. Naturalmente sulle responsabilità, io sono responsabile come allenatore, però le responsabilità tante volte vanno pure suddivise in tutti i modi, anche nei calciatori hanno delle responsabilità, i dirigenti hanno delle responsabilità, l'allenatore ha le sue responsabilità e quindi noi è un percorso che è così nel calcio. Seconda sfida casalinga per la Regina, che dopo la vittoria con il Pisa ospiterà una delle formazioni più in forma, anche se si trova nei bassi fondi della classifica, il Vicenza, che nel girone di ritorno sta giocando un campionato diverso. Con una sola sconfitta su 7 gare toccherà a mister Stellone schierare la migliore formazione per provare il bis di successi consecutivi. Non dobbiamo permetterci in questo momento di sottovalutare il Vicenza, perché il Vicenza nelle ultime 5 partite ha fatto 7 punti, reduce da una vittoria e poi ha raccolto 4 pareggi con squadre importanti. Non è la stessa squadra dell'andata perché ha messo dentro giocatori come Maggio, come Lukaku, come Da Cruz, come Cavion, come De Maio, insomma si è rinforzata ed è una squadra in ripresa perché nelle ultime 5 partite, come ho detto prima, ha raccolto punti. Non ci possiamo permettere di sottovalutare l'avversario perché è un avversario di valore che gioca bene, gioca con 4-3-1 con giocatori di gamba e al di là delle assenze loro comunque metteranno in campo una formazione, perché sono tanti, valida per cercare di metterci in difficoltà. Parliamo invece adesso di spettacolo con Note in famiglia a Villa Rendano. Interplay Note in famiglia a Villa Rendano è un progetto che prevede una serie di concerti interattivi per un ascolto condiviso e partecipato. È un progetto originalissimo con un obiettivo fondamentale, quello che stiamo perseguendo quest'anno, ma anche appunto dall'insorgere della pandemia. Aiutare un po' le persone anche ad individuare, a riconoscere delle emozioni attraverso la musica, in questo caso, e attraverso una programmazione permanente che consenta a tutti i pubblici diversificati, dai bambini, i giovani, gli adulti, gli anziani, di partecipare. Oggi la parola partecipare è fondamentale perché c'è stato un lungo tempo in cui non si è potuto partecipare alla propria stessa vita. Riconoscere attraverso la musica le emozioni, attraverso i gesti, riproporle, vivere intensamente anche un'ora e mezza, quanto è la durata dei nostri appuntamenti, consente alle persone di raggiungere uno stato di benessere psicofisico che noi, in quanto Istituto di Cultura, vogliamo contribuire a dare. Per il secondo appuntamento, dal titolo Andando di notte, allegro ma non troppo, sono state le note di Satie, Chopin, Debussy, fil rouge della performance interattiva. La formula concertistica è modulabile, nel senso che i ragazzi e anche gli adulti vengono coinvolti durante la performance attraverso proprio una partecipazione attiva con il concertista, in questo caso sono io, o anche proprio vengono stimolati alla immaginazione sul suono, quindi esternare le loro emozioni e le loro sensazioni all'ascolto musicale. Al termine del concerto i partecipanti hanno potuto usufruire gratuitamente della visita al museo multimediale Consenzia Itinera. Il prossimo appuntamento con un'altra sorprendente performance interattiva è fissato per il prossimo 26 marzo. E noi adesso vediamo la borsa.
Seduta in forte ribasso per le principali borse europee, il sentiment sui mercati ha risentito dell'intensificarsi della guerra in Ucraina e delle sanzioni dell'Occidente contro la Russia. Gli operatori guardano con attenzione alle conseguenze del conflitto a partire dal rischio di interruzioni nelle forniture di materie prime come grano ed energia, che potrebbero alimentare ulteriormente l'inflazione, oltre a rallentare la crescita economica. Al centro delle valutazioni degli operatori restano ancora l'inflazione e le decisioni di politica monetaria. Segnaliamo in merito che in Italia la stima preliminare di febbraio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo ha messo in evidenza un incremento oltre le attese a più 0,9% mensile, più 5,7% annuo. La fitta agenda macro odierna ha visto il PMI settore manifatturiero Eurozona di febbraio diminuito a 58,2 punti, mentre in Italia il PMI manifatturiero è rimasto stabile a 58,3 punti. In USA a febbraio la lettura finale di Market Economics ha evidenziato un indice PMI manifatturiero a 57,3 punti. L'ISM manifatturiero è aumentato a 58,6 punti a febbraio. Così il FTSE MIB di Milano chiude a meno 4,1%, il DAX di Francoforte cede il 3,8%, l'Ibex 35 di Madrid il 3,3%, il CAC 40 di Parigi il 3,9%, il FTSE 100 di Londra l'1,7%. Wall Street è in rosso con il Dow Jones a meno 1,9%, l'S&P 500 a meno 1,5%, il Nasdaq a meno 1,4%. Sul Forex il cambio euro-dollaro scende a 1,111, il dollaro yen a 114,87. Corrono le quotazioni del greggio sui massimi a 7 anni con il Brent a più 8,9% a 106,65 dollari e il WTI a più 10,3% a 105,59 dollari al barile. Sull'obbligazionario lo spread BTP-Bund continua la discesa a 147 punti base con il rendimento del decennale italiano all'1,395%. Tornando a Piazza Affari, acquisti su Eni a più 3%, Terna a più 1,8% e Leonardo a più 1,4%. Crollano le quotazioni di Moncler a meno 9,1%, Telecom Italia a meno 9%. Grazie e buon proseguimento di serata. E anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.